È importante sottolineare che l'alimentazione di uno sportivo non deve solo soddisfare il fabbisogno calorico dello sportivo o di chi fa un allenamento. È importante che l'alimentazione ha anche il ruolo di favorire una corretta energia che ci deve essere durante l'allenamento e quindi una buona performance sportiva, ma deve anche garantire, diciamo, all'atleta, che sia un professionista o che sia un dilettante, una buona concentrazione e una buona lucidità mentale sia per svolgere l'allenamento che per svolgere la gara. Inoltre l'alimentazione deve essere anche un'alimentazione tale che garantisce un buon sonno, cioè anche il sonno, diciamo, di chi fa attività fisica, di chi si allena in modo intenso deve essere comunque un sonno ristoratore, e questo dipende anche dalla sua alimentazione. Infine l'alimentazione deve prevenire anche gli infortuni, quindi è importante che sia un'alimentazione anche mirata ad evitare, diciamo, degli infortuni che ci possono essere durante gli allenamenti e durante le gare. Per esempio un'alimentazione povera di proteine può portare facilmente a degli infortuni. E inoltre l'alimentazione deve anche favorire un ottimo recupero muscolare, ma questo lo vedremo successivamente. Ecco che quindi l'alimentazione va costruita passo per passo con l'atleta secondo quello che sarà il suo allenamento e soprattutto anche il tipo, diciamo, di allenamento che andrà a fare e i momenti in cui andrà ad allenarsi. Allora, nel caso di un allenamento che viene svolto la mattina, si aprono due scenari, si possono aprire. Il primo è che la persona in questione si alza 3 ore prima, diciamo, dell'allenamento, e in questo caso può fare una colazione ricca, completa, bilanciata, con dei carboidrati e delle proteine. Dei carboidrati a lento rilascio, quindi per esempio non so, del pane integrale o anche della frutta, magari pane integrale con del miele o anche del riso se gradisce, e associare comunque delle proteine che possono essere delle proteine isolate dal siero del latte, oppure degli aminoacidi essenziali, o anche del prosciutto cotto, o anche degli albumi di uova. Naturalmente questo tipo di colazione prevede 3 ore per la digestione, quindi in questo caso l'atleta deve essere disposto a svegliarsi in anticipo, in modo da avere il tempo per digerire ed effettuare l'allenamento poi con uno svuotamento gastrico già effettuato e una digestione già avvenuta. La maggior parte delle volte però chi fa un allenamento la mattina generalmente si sveglia non 2-3 ore prima. In questo caso però l'atleta si deve focalizzare meglio sulla cena del giorno prima, quindi la cena del giorno prima deve essere sicuramente ricca in carboidrati, quindi del riso, oppure della pasta integrale, oppure dei cereali come orzo, farro, avena, a cui associare comunque delle proteine nobili, quindi del pollo, oppure carne rossa o uova, o anche del pesce, oppure se è vegetariano anche del tofu. In questo modo farà una cena bella completa, e il giorno dopo può fare una colazione più leggera e affrontare, diciamo, l'allenamento con uno stomaco non appesantito e comunque con delle riserve energetiche che gli permettono una buona performance.